Va bene, te non mi fido. Questo? No, non è mio. No, ce l'hai seppellito inverso. Tu ce l'hai te, ce l'hai. Sono sicuro? Ma avete dentro il naso. No. Questo è le gambette. No, l'altro. No, questo non mi piace. Un po' troppo piccolo. Cos'è il film? Sembra di un patate. Non c'è nessuno qua. E quello lì? No. Ma non lo trovi? Come non lo trovi? Dai, su, cerca. Vieni qua a cercare che magari ti ho lasciato questo. Dov'è? Non lo so io. Non lo trovo. Insomma. Dai, via, su. Ma insomma, non è che ce l'avevo lei, no? Ma chi è che l'ha fatto questo brutto giocattolo? Ma questo brutto giocattolo, cosa ci fa qui? È così brutto che lo potrebbe essere altro che uno scatto di magazzino! Ma non lo so, è proprio brutto. Secondo me l'ha fatto quel gnomo imbranato di Puck. Quello è strabico, non ci vede niente. Fate una robaccia di sigari, che brutto fatto! È un po' tanto strabico. Dovrebbe andare in pensione, guarda! Ha avuto i pezzi tutti storti! Ma sì, è veramente brutto, però adesso non abbiamo tempo, via lì. Non abbiamo tempo di rimetterla a posto. Vieni a cercare questo stabeletto. Ma non lo trovo! Ce la fai bene? Dov'è? Cos'è? Ma dove l'abbiamo? Ma cos'è che dici? L'ho trovato! L'ho trovato! L'hai trovato? Sì, grazie. È il tuo? Ok, boh. Allora siamo a posto. Dai, su, andiamo che gli altri clienti ci aspettano. Tanti giochi! Piace fare i bambini di ogni luogo! Sì, c'è mancato proprio che mi scoprissero, mamma mia! Ma qual era la brutta bambola che era lo scatto del magazzino che non ho mica capito bene? Ma da chi è, scusa? Va bene, non perdiamo altro tempo! Qui bisogna passare all'azione! Quindi forza, aiutami! No, io sto qui! Con tutti gli altri giocattoli! No, arrangiati! Intanto tu mi vuoi mandare in pensione? Io sto qui! Fai quello che vuoi! Io parto! Sto tanto bene qui con i giocattoli! E scusa, mi copri la luce? Parto se riesco a far partire il traffico prima! Dunque, vediamo un po'! Ma come si accenderà? Ci sono un sacco di bottoni colorati! Allora, vediamo, proviamo questo qui! Ah, no! Mi è scappata la renna! Allora,
Ascolta, ascolta.